Bentrovati, eccoci all'appuntamento, l'ultimo della settimana per quanto riguarda il nostro spazio dedicato al mondo sportivo, www.venetoglobe.com, la nostra web tv. Vi ricordo che siamo in onda sul canale 95 per quanto concerne Regione Veneto e Friuli Venezia Giulia, sulla tv Caffè TV 24 che copre tutto il nord Italia, parte dell'Emilia Romagna e delle Marche. E allora andiamo a scoprire insieme quali sono gli appuntamenti di oggi e gli appuntamenti che ci accompagneranno in questo fine settimana, in questo weekend che ci trascinerà e ci porterà poi a lunedì, ultima giornata dell'anno. Noi saremo con voi per l'ultima nostra trasmissione del 2018. Cominciamo dal calcio, dalla Serie A. Purtroppo il calcio italiano piange l'ennesima assurda vittima di questo sport rovinato da una folta schiera di delinquenti mascherati da pseudo tifosi. Un ultra è morto investito dopo la guerriglia, i bu di Koulibaly, il giocatore del Napoli. L'Inter è stata stangata, però domani si giocherà ugualmente. Ricapitolo la classifica: Juventus ha +9 dal Napoli e a +14 dall'Inter, ma dopo queste notizie conta ben poco. Andiamo in Serie B, dove si gioca oggi invece si è giocato e Pescara-Venezia si è conclusa 1-0. Padova-Benevento ha visto la vittoria del Benevento a Padova all'Appiani 1-0, che apre un po' di crisi per quanto riguarda il Padova, con un rischio anche per la panchina. A Verona invece tripletta del pazzo Pazzini, che porta ad una vittoria splendida per 4-0 contro un Cittadella anch'esso leggermente in crisi. La Serie C invece vede a girone completo e a pieno regime re d'inverno il Pordenone. I ramarri pordenonesi del presidente Lovisa non perdono da ben 8 giornate. Vicenza-Albino Leffe è terminato 1-1 e con questo pareggio è saltata la panchina di Colella, sostituito da Michele Serena. Eccolo qui in questa foto. In campo, per quanto riguarda la Serie C, il 29 con Fano Pordenone, Virtus Verona Fermana, Vispesaro Triestina e per l'appunto il Vicenza di Michele Serena contro il Giana a Gorgonzola in trasferta. Andiamo in Serie D. Nel girone C la giornata attende il recupero per le prime giornate di gennaio. Adriese al comando con 37 punti, sorpresa del Feltre a 30, il Montebelluna in mezzo alla classifica con 23 punti. L'eccellenza invece nel girone B è il campionato che seguiamo più da vicino. Ieri avete ascoltato l'intervista con Stefano Della Bella, tecnico dell'Eclisse Careni Pievegina. La partita Eclisse Careni Pievegina Liventina l'abbiamo registrata, trasmessa e la potete vedere on demand su www.venetoglobe.com. Il tecnico della Liventina domenica scorsa in panca c'era Di Justo al posto di un raffreddato e febbricitante Rorato. Sentiamolo. Per il suo debutto in panca avrebbe voluto un altro risultato, no? Sicuramente sì, però purtroppo l'esito del campo è stato questo e dobbiamo accettare, diciamo, ecco. Cosa è mancato oggi a questa Liventina? Mai stata in grado, nonostante un buon predominio nel primo tempo, non è stata in grado di chiuderla lì la partita? Beh, diciamo che è stata, a parer mio, una partita equilibrata. Poi purtroppo abbiamo concesso il passaggio del gol e loro dopo sono stati bravi, perché questa ho visto una squadra bella organizzata, brillante fisicamente, e quindi non siamo riusciti più a controbatterli voi. Sì, una partita che poteva essere sicuramente un pareggio, poi c'è stato questo errore, questo sbaglio, però dico, li ho visti in altre occasioni un pochino più freschi, più belli, messi bene ugualmente in campo però. Sicuramente potevamo far meglio, abbiamo sbagliato un sacco di passaggi, un sacco di lanci, un sacco di situazioni tecniche, e quelle poi alla lunga si pagano. Pensavate, avete protestato sul braccio di Tibolla, che l'arbitro non so cosa, o non l'ha visto oppure l'ha giudicato ininfluente? Da dove ero io non ho visto, però i ragazzi dicono che l'ha fermata con la mano, poi se l'arbitro ha giudicato così, va bene così. Finisce l'anno, finisce con una Liventina a 23 punti. Diciamo che potevamo fare qualcosina in meglio sicuramente.
come ad esempio oggi, però il nostro campionato per adesso è in linea, insomma, con gli aspetti che c'erano prefissi prima. Bene, in bocca al lupo, ma buone feste anche a Rorato, che sappiamo malato. Sicuramente, gli auguro che si riprenda presto e auguro buon Natale a tutti. Buon Natale, ripresa prestissima per Rorato, che immagino starà già allenando regolarmente a Motta di Livenza. Rimaniamo sempre in eccellenza perché c'è stato un cambio a Vittorio Veneto in perfetto accordo tra la società e tra Piero Tormena, che vedete in questa foto, tra il direttore sportivo Piero Tormena. C'è stato lo scioglimento della collaborazione dopo 3 anni di proficuo lavoro, quindi Tormena lascia il Vittorio Veneto. Per quanto riguarda invece il basket, adesso siamo sulla 1 perché il Basket Trieste ha espugnato l'altro giorno il Tagliercio del Venezia, vincendo 83-75, con Venezia che comunque rimane sempre seconda dietro l'Armani Milano. Domenica si ritorna in campo con Trieste Brindisi e Reggio Emilia Venezia, le gare che sono interessanti per quanto riguarda Veneto e Friuli Venezia Giulia. Per quanto concerne invece la 2 e in questo caso TVB Basket Treviso, 8ª vittoria collezionata, 8ª vittoria consecutiva del campionato di A2 raggiunta e presa contro l'Orassi Ravenna. In campo adesso il 30 al Palaverde contro l'Assigeco Piacenza. Max Menetti domani alle 11:45 incontra come di consuetudine la stampa per fare il punto su questa prossima partita di Piacenza. Per quanto riguarda il basket, lo ricordiamo velocemente, tutto ritornerà il 6 gennaio, compreso il Ponzano Basket di Serie A2 femminile, la Serie B femminile con la NP Treviso il 13 gennaio, la Serie C Gold, Silver e la Serie D tutte il 13 gennaio, mentre la Rucker Sanve di Marco Mian gioca l'ultima gara dell'anno il 30 a Crema contro la terzultima del girone. Obbligo la vittoria. Imoco sconfitta in casa da Brescia per 3-2, brutta sconfitta che pesa, assente Miriam Silla purtroppo per gravi problemi familiari che purtroppo hanno visto la morte nella nottata della mamma. Ci stringiamo attorno alla forte giocatrice Miriam Silla, come ha fatto tutta la società e tutti i tifosi. Naturalmente contiamo di rivederla al più presto in campo, al più presto al Palaverde. Oggi andiamo a parlare ancora di Imoco, ma in questo caso dalla parte opposta. Andiamo a sentire la felicità, la contentezza di Isabella Di Iulio, la palleggiatrice di Brescia che ha espugnato il Palaverde. E allora Isabella, un po' di fatica, ti lasciamo seduta, tranquilla, ma tranquillità che avete messo in campo a differenza loro? Beh, sicuramente eravamo tranquille perché c'è da dire che loro sono una squadra che ambisce a una fascia alta della classifica. Noi abbiamo come obiettivo la salvezza, quindi quando affrontiamo queste squadre sinceramente è quello di goderci il momento, il palazzetto, perché giocare qui è sempre una grandissima emozione. Faccio complimenti al pubblico perché è veramente strepitoso, avere un palazzetto così è veramente tanta roba, ecco. Quindi io penso che per noi giocare un po' a mente sciolta contro squadre del genere possa sicuramente fruttare. Oggi ha fruttato veramente tanto e siamo felicissime, ecco. Immagino, sei in linea perfetta con il tuo tecnico, stessa disamina, stessa analisi, quindi diciamo che va bene così. Vi mancavano anche 2 giocatrici piuttosto importanti. Esatto, oggi mancavano 2 giocatrici, infortuni del momento bisogna dire, quindi a maggior ragione credo che il nostro valore aggiunto sia veramente il gioco di squadra, il nostro affiatamento, perché le ragazze che sono entrate di punto in bianco così insomma sono state veramente brave e niente, io faccio complimenti alla mia squadra perché non molliamo mai, ci crediamo sempre e continueremo così. Complimenti anche a te, perché quando si cambiano gli attaccanti per una palleggiatrice cambia qualcosina, Beh, sicuramente cambia, però io e l'allenatore mi informa anche quando magari cambiano, ha intenzione di cambiare, ma sì, sicuramente ogni attaccante ha le caratteristiche diverse, ma per me non cambia niente, nel senso che io di un titolare, di una panchina, io ho la stessa fiducia, quindi
veramente sono felicissima per la mia squadra, penso che siamo punti straguadagnati. Buon 2019. Grazie altrettanto, grazie mille. Bella questa intervista con la Di Giulio, chiaramente contenta, ma chiaramente felice anche della sua prestazione, ottima la sua prestazione. Benetton adesso, Benetton Rugby, perché torna la Pro 14, ritorna con il match di ritorno contro le Zebre. Dopo la vittoria a Parma per 10-8, match di ritorno adesso a Monigo, domani pomeriggio a partire dalle 15. Siamo andati alla Ghirada per sentire Marco Riccioni, che probabilmente esordirà, o meglio dire, ritornerà in campo. Sì, la partita di domenica sicuramente è stata una partita dura, ce l'aspettavamo, colma dei nostri errori perché siamo rivisti insomma, il video, tutto quello che abbiamo fatto magari troppi errori, sia individuali che di squadra. Abbiamo preso da quello che abbiamo sbagliato e siamo pronti a giocare sabato a Monigo davanti ai nostri tifosi. Quindi stai parlando di rimediare, anche se ne è uscita una vittoria importante tra l'altro. Sì, sicuramente abbiamo vinto, però magari non era come volevamo vincere. Queste partite, oltre a darci punti per il nostro campionato, servono a darci fiducia e dobbiamo quindi vincerle bene e trovare questa confidenza. Ti stuzzico dicendo mischia? Mischie sì, non sono andate come ci aspettavamo. Ha fatto una grande sessione in settimana, poi non si è rivelata la stessa, esatto, non è andata come doveva andare, però abbiamo lavorato bene oggi sulle mischie e abbiamo cambiato qualcosina, ma siamo sicuri che sabato davanti ritornerà a essere uno dei nostri punti di forza. Era una partita che era un derby, quindi si cercava la vittoria, c'è stata, adesso c'è questo match di ritorno. Sì, tanto abbiamo rivisto, come ho detto prima, tutti gli aspetti che sono andati bene, anche quelli che non sono andati bene, anche quelli che sono andati meglio. E abbiamo lavorato su delle nuove cose, su dei nuovi aspetti del nostro gioco e siamo sicuri che a Monigo sarà una partita diversa, sicuramente anche più divertente per noi ma anche per il pubblico. Personalmente ti ritieni soddisfatto per questa prima parte di campionato? Sì, l'importante all'inizio ho fatto un po' step by step, dovevo rientrare, sono rientrato, sto trovando ogni partita confidenza, quindi spero di continuare a giocare e di crescere. Si gioca sabato, l'invito lo facciamo come di consuetudine, con gli Harlequins è stato inaugurato un nuovo Monigo, il pubblico è stato importante. Sì, con gli Harlequins c'era un'atmosfera incredibile, veramente noi ragazzi in campo abbiamo sentito il vostro supporto da fuori, c'è tantissime persone e questo per noi è importante. E sabato ci sarà una partita molto più importante che quella con gli Harlequins perché c'è il derby d'Italia, quindi vi aspettiamo numerosi, mi raccomando riempiamo Monigo. Questo Riccioni che sarà della partita con molta probabilità. Adesso andiamo ad Asiago, parliamo di sport invernale, hockey su ghiaccio, saliamo all'Odegar di Asiago per registrare la splendida vittoria della compagine di casa che ai rigori ha sconfitto il Gherdeina per 3-2. Sentiamo l'intervista ad Anthony Bardaro, eccolo. Con Anthony Bardaro alla fine di questa partita che portiamo a casa dopo i rigori. We won with a penalty shot. We could have won even with an overtime if it wasn't for the penalties. Yeah, I think it's one of those games you just got to stick to your game plan. Dovevamo vincerla probabilmente nei tempi regolamentari se non fosse stato per la penalità. Dice sì, d'altro canto quando si prendono tutte queste penalità è difficile portarsi a casa essere sereni nel portarsi a casa la partita. Siamo stati molto bravi nel fare il comeback, cioè tornare indietro dal 2-0. What about your season for as long, because it's the first time we see each other this year. What about your season? How are you feeling? Gli ho chiesto, visto che è la prima volta che ci vediamo quest'anno in intervista, come sta andando la tua stagione, come ti senti tu? I feel good. It's been an interesting year with the coaching changes and stuff like Dice that. che per lui è un'ottima stagione e che chiaramente c'è stato un po' di confusione nel cambio degli allenatori, ma questo li ha resi ancora più coesi nello spogliatoio e quindi si sentono molto bene. Thanks. You can go with the guys, I guess. Thank you.
Sul ghiaccio anche il presidente della Migros Supermercati Asiago Hockey, che ci ha fornito le immagini e che ringraziamo. La Migros ha conquistato 2 punti su 3 e ha vinto il primo match dell'intenso periodo natalizio. La prossima partita dei giallorossi sarà giocata proprio questa sera all'Odegar contro il Vipiteno. In bocca al lupo e buon anno all'hockey naturalmente asiago. Abbiamo concluso il nostro appuntamento, noi ci risentiamo lunedì 31, sarà l'ultimo spazio dell'anno e lo dedicheremo naturalmente al mondo dello sport, facendo un po' il consuntivo di quello che è stato l'anno 2018. A tutti voi buona giornata.